Chi fa inchieste sa che purtroppo deve mettere in conto in questo Paese la possibilità che qualcuno voglia fartela pagare. In questi giorni sapete tutti cosa è successo a Sigfrido Ranucci, ma io da tempo dico che nel momento in cui abbiamo messo mano al caso della Italo-Belga, la società che gestisce il demanio pubblico sulla bellissima spiaggia di Mondello, anche a Ismaele Lavardera è stata data la scorta, sono arrivate minacce pesanti, al sottoscritto idem, ma noi non ci fermiamo. Questa settimana torniamo a parlare della società italo-belga, del rapporto che alcune persone che lavorano per questa società hanno con boss mafiosi, ma soprattutto scopriremo, insieme a voi vi faremo scoprire, qualcosa di incredibile. Mai avrei pensato che si potesse arrivare a tanto. Che cosa? Lo scoprirete lunedì sera allo Stato delle Cose, 21:20, Rai 3.